Mentre l'Europa studia contromisure ai dazi al 25% annunciati dal presidente americano Trump, anche se al momento mancano le tempistiche e gli ambiti di applicazione, i diversi settori economici si interrogano su quelle che potrebbero essere le conseguenze. A pagare il prezzo più alto l'agroalimentare. Secondo un'analisi della Coldiretti, se i dazi dovessero interessare l'intero comparto, il costo stimato per le singole filiere sarebbe di quasi 500 milioni solo per il vino, 240 per l'olio d'oliva, 170 milioni per la pasta, 120 milioni per i formaggi. In questa fase diventano dunque fondamentali le trattative tra Stati Uniti ed Unione Europea, con l'Italia che potrebbe giocare un ruolo strategico. Nel G7 europeo, degli europei presenti nel G7, l'Italia è in assoluto il paese che non ha fatto campagna contro Trump. E diventiamo noi i pontieri, la porta d'ingresso in Europa, cerchiamo di dar vita a questo asse statunitense europeo, un asse USA-UE che potrebbe permetterci di fare grandi cose, non di fare angherie, ma grandi cose a difesa dei nostri mercati. Penso che gli Stati Uniti dobbiamo dialogare, sono degli amici, non dobbiamo guerreggiare, invece dobbiamo stringere intese perché un asse USA-UE sarebbe un asse assolutamente che ci permetterebbe di fare grandi cose nel mondo, soprattutto arginare il pericolo cinese. Dialogo è la parola d'ordine anche per il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura in Senato, concorde con il presidente Zaia sul ruolo dell'Italia al tavolo delle trattative nell'ambito di un'Unione Europea unita. Possiamo mettere a disposizione le nostre capacità diplomatiche per rafforzare il ruolo dell'Europa, ha spiegato De Carlo. Non trattiamo per noi, ma per l'Unione Europea. Adesso dobbiamo capire se siamo in grado di fare un accordo o di contrattare con loro, cioè se l'Europa è solo un'Europa della burocrazia oppure se è un'Europa anche in grado di sedersi a un tavolo con Trump e decidere quello che è meglio per gli europei. E su questo credo che l'Italia debba giocare un grande ruolo proprio per il fatto di essere l'unico governo stabile in Europa e soprattutto quella che in Europa ha cambiato la visione dell'agricoltura. Dobbiamo batterci perché Trump non metta questi dazi al 25%, le parole dell'europarlamentare del Partito Democratico Stefano Bonaccini, membro della Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale e della Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti. Spero che il governo italiano non pensi che in nome dell'amicizia di Meloni con Musk e Trump possa non essere toccato se anche non venissero messi all'Italia, perché basta metterli alla Francia e alla Germania come faranno e noi, essendo i primi due paesi di collocazione dei nostri prodotti, essendo noi la seconda manifattura d'Europa, saremmo drammaticamente colpiti. Io penso che la guerra commerciale complessivamente nel mondo non faccia bene a nessuno, per cui abbiamo bisogno di reagire non come singoli stati, reagire come Unione Europea, che è ancora oggi uno dei più grandi, sono il primo spazio commerciale economico al mondo, ma che ha troppa poca unità politica.